Sa dirmi quali sono i tipi di raccolta differenziata nella sua città? Allora, c'è la plastica, c'è il vetro, c'è l'umido e il residuo secco. 1, 2, 3, 4 e dopo c'è un sacco giallo che non ho mai capito che roba è. Pensa che ci sia una buona gestione? Poi c'è anche quella dei farmaci che è vicino alle farmacie, no? Beh, Sì, è una buona gestione, sì, per quanto mi riguarda. Abbastanza, però potrebbe migliorare, no? e come si potrebbe migliorare? Abituando i cittadini a differenziare di più con indicazioni più chiare e magari uniformi da comune a comune, perché mi sembra che ci siano delle differenze. Lei fa la raccolta differenziata? Sì. Incontra difficoltà nel farla? No. Non ci danno un bidoncino per mettere l'umido, per cui quando il composter è pieno dove lo metto io l'umido? Sa dove finiscono i rifiuti raccolti? Ma so che ci sono degli impianti di trattamento, però non so di preciso dove siano posizionati, quindi quanti chilometri facciano le nostre immondizie. Sa dirmi quanto spende lei o la sua famiglia per la gestione dei rifiuti? Non ho mai fatto il conto. Saprebbe dirmi quale potrebbe essere un intervento che possa aiutare i cittadini nella gestione dei rifiuti? Un più chiaro piano di raccolta urbana? Sicuramente più informazione e visite degli impianti, perché uno così si rende conto anche del piccolo sacrificio che fa, appunto, dove va poi il materiale che appunto separa.